Si è svolto stamani a Porto Empedocle il 100° anniversario della Prima Guerra Mondiale, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, dell'Associazione Nazionale Onorificenze Cavalleresche di Agrigento, dopo il raduno davanti al Comune e la formazione del corteo, la deposizione della corona al Monumento dei Caduti del Mare in piazza Marinai d'Italia. Un momento importante anche per la città, perché comunque ricordiamo i caduti del mare che vedono la città di Porto Empedocle fortemente impegnati. Ringrazio l'associazione, ringrazio il Cavaliere Marongiu perché ha avuto un'iniziativa assolutamente lodevole, ricordare sia i caduti della Grande Guerra che quelli del mare. Molto spesso ci dimentichiamo che in territori come il nostro c'è stato tantissimo sofferenza legata a chi ha ovviamente perso un familiare durante le grandi guerre, durante queste battaglie che hanno visto impegnati i loro familiari, e il ricordo era dovuto, un ricordo importante perché la memoria è una delle cose che rimane, una delle cose che non deve mai mancare in un territorio così importante come quello di Porto Empedocle. Ed è giusto riconsiderare e portare sempre quella che è la memoria dei grandi eventi che hanno coinvolto non solo questo che è il nostro paese, ma in questo caso tutto il mondo. La Grande Guerra è un punto di riferimento anche per la considerazione sulle guerre, perché ci sono stati veramente una guerra che ha insanguinato il mondo intero. Su 74 milioni di soldati che hanno partecipato, 10 milioni di morti, cioè il doppio dei siciliani, 26 milioni di morti fra civili e militari, quindi evidentemente metà d'Italia uccisa, e questo è di grande insegnamento per dire, come diceva Papacelli, tutto è perduto con la guerra, tutto è possibile con la pace, ed è anche secondo me il motore che ha ispirato l'articolo 11 della nostra Costituzione, laddove dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione alle controversie internazionali. L'abbiamo voluta a Porto Empedocle intanto per ricordarci dei caduti del mare, non solo i caduti, così come ho detto poco fa al microfono durante la manifestazione, non tanto i caduti dell'Isonzo, del Carso e della disfatta che c'è stata sul tagliamento, e quindi i nostri soldati eroi hanno difeso la patria, ma soprattutto non dobbiamo dimenticare che ci sono stati i caduti del mare. I caduti Porto Empedocle, non ultima, ha intitolato a un eroe del mare che è Luigi Rizzo, capitano Luigi Rizzo, di avere veramente immolato la propria vita per renderci questa nostra libertà, questa nostra democrazia, questa patria unita nel lontano 1918 e la fine della guerra mondiale. Anche l'Associazione Nazionale Finanziaria d'Italia a questo evento. Noi siamo sempre presenti a questi eventi militari perché portiamo l'orgoglio di noi soldati, io sono un soldato di mare e ne sono orgoglioso degli uomini del mare, e faccio un saluto particolare veramente con tanta commozione ai caduti del mare, perché hanno dato la vita per noi. Se oggi siamo qua presenti e viviamo questo benessere, lo dobbiamo anche a loro, che il loro sacrificio ci hanno riportato alla pace.